parola al nostro assessore provinciale Battaviere Emanuele, che si occupa di viabilità, sicurezza stradale e piste ciclabili. Ci parlerà della nostra viabilità qui nel Portogalese e soprattutto a Portogruaro. Grazie Katie. Prego. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato qui, perché è bello venire per la prima volta da assessore a parlare di quello che stiamo facendo in provincia, ma soprattutto è bello venire la prima volta a parlare di quello che stiamo facendo in provincia alla presentazione della lista della Lega Nord di Portogruaro. E quindi io prima di tutto vorrei caricarvi, e al di là di questa serata che ha valore propagandistico, veramente in bocca al lupo, fatevi un applauso, fatevelo, perché io credo che voi stiate per sfidare per la seconda volta quella che è una bestia nera del nostro territorio. Non lo dico in termini offensivi, dico perché un candidato che si fa in bicicletta volantinaggio autonomamente da candidato sindaco è un avversario che va comunque rispettato. Questo è il mio pensiero. Però un candidato che se è capace di fare solo questo serve a poco per una città che ha le ambizioni di Portogruaro, che ha le nostre ambizioni per Portogruaro. E quindi è giusto che si cambi rotta, è giusto che chi va in bicicletta a fare volantinaggio continui ad andare in bicicletta per fare volantinaggio d'opposizione, non per fare volantinaggio propaganda. Per cui io vi auspico veramente che questa squadra possa andare a governare Portogruaro, perché ha bisogno, è stato detto più volte questa sera ormai, di recuperare il ruolo baricentrico, il ruolo fondamentale che aveva fino a una ventina d'anni fa e che ha perso negli ultimi 20 anni, ossia un ruolo di coordinamento, un ruolo di attrattore non solo per l'economia ma anche per l'identità. Noi, prima di tutto, perché anch'io sono portoghese, perché vengo dal territorio del portoghese, dobbiamo identificarci con Portogruaro. Basta dire Massandonà, se ha fatto qualcosa di più è perché è stata in grado, con una classe dirigente, con un sindaco, con uno staff della Lega che ha lavorato tanto, e lì siamo stati veramente determinati negli anni a costruire qualcosa in più di questa realtà. Ma l'inefficienza non ce l'ha solo Portogruaro, dobbiamo imputare questa inefficienza anche ai comuni attorno, che non sono stati in grado di guardare al di là del proprio naso. Fossalta, che ha condotto una politica autonoma, Teglio ha condotto una politica autonoma, San Stino di Livenza altrettanto, Concordia non ne parliamo. E quindi basta isolazionismo, abbiamo bisogno di una persona, ma soprattutto abbiamo bisogno di una squadra che stia attorno a una persona come Tabaro, che sia in grado di mettere attorno a un tavolo tutti gli interessi del portoghese. E questo lo si è visto nelle prime riunioni della conferenza dei sindaci di Veneto Orientale, al quale io partecipavo come assessore, in cui, mentre Sandonatese faceva squadra e quindi riusciva ad ottenere i risultati, il portoghese assolutamente non lo faceva. E quindi basta, azzeriamo. E poi un altro problema grande dal mio punto di vista a Portogruaro è una sfida, e sfida rappresenta anche un'opportunità, è quello della terza corsia. A parte la viabilità connessa che andrà rivista, quella di adduzione, di collegamento con l'ICAP, lì c'è una rotondina adesso, dovremo pensare a come eliminarla. La mia ipotesi è di poter fare un sottopasso sotto con un nuovo innesto nella rotatoria grande della variante della statale 14, che è la tangenziale di Portogruaro, per capirci. Quindi eliminare quella rotondina lì, fare una nuova viabilità, collegarsi sotto con un sottopassaggio e andare. Ma soprattutto sarà la sfida della gestione degli espropri per tutte le persone residenti lungo l'autostrada. Ecco, lì per me, come assessore della viabilità e anche come comunque presidente della commissione espropri provinciale, sarà un piacere poter seguire l'amministrazione, spero Tabaro, auspico Tabaro, in questa difficile e delicata fase. Sostanzialmente questo è il lavoro che ad oggi sto facendo in provincia. Connesso agli espropri ho inteso alzare, quasi raddoppiando, il valore agricolo medio
dei terreni nel Veneto orientale, perché a differenza ad esempio dei terreni della parte centrale della provincia che sono stati soggetti al passante, i nostri avevano ancora un valore bassissimo che possiamo definire quasi un valore di regalia più che di acquisto. Ecco, la sfida adesso infrastrutturale per Portogruaro dopo la tangenziale nord deve essere ancora definita. È chiaro che a definirla deve essere l'amministrazione comunale, però la provincia, che ha il ruolo strategico di coordinamento, di concertazione e poi anche quella visione più regionalistica, sovraregionalistica, scusatemi, deve dare la propria. Allora io mi sento di dare degli spunti a voi, di iniziare a guardare oltre confine veneto, cominciare a slegarsi un po' forse anche dalla parte veneziana. Qui entro anche in un terreno che con il consigliere Stivano non abbiamo ancora sondato, ma credo che sia in sintonia. Iniziamo a guardare con infrastrutture che siano realmente servili dello sviluppo di Portogruaro con il Pordenonese, con l'Udinese, e credo che il sindaco Bortolotti di questo non abbia niente, al contrario, anzi rafforziamo quelle comunicazioni contestualmente alla grande risorsa che noi abbiamo a due passi, che è la nostra costa, e che al momento è stata abbandonata. Portogruaro è una porta oramai abbandonata per raggiungere Bibione, con il nuovo casello di Latisana, e quella che nelle intenzioni regionali è di trasformare la ex strada provinciale, ora regionale 74, in una nuova infrastruttura di più ampia portata che permetta di raggiungere le spiagge in poco tempo. Ecco, se Portogruaro si è fatta scippare la funzione di collegamento tra l'Europa, perché l'autostrada per noi, il corridoio 5, rappresenta il resto dell'Europa, e le spiagge, iniziamo a recuperare quello che è il nostro legame con quella che fino a un paio di secoli fa era la patria del Friuli, e al quale Portogruaro era appartenente. Per cui capite che di carne al fuoco ce n'è tanta. Io alcune volte quando parlo del mio assessorato tendo anche a diventare troppo pesante e a entrare troppo nel particolare. Non vorrei tediarvi ulteriormente, perché questa sera deve essere una serata in cui ci autocelebriamo e cerchiamo di diffondere a chi deve decidere a chi dare il voto, che noi siamo una squadra in grado di affrontare le sfide di Portogruaro. Io credo che grazie a una Portogruaro di centrodestra, una provincia di centrodestra, una regione di centrodestra e soprattutto uno Stato che possa rispondere alle nostre esigenze, si possa fare di Portogruaro quello che è stato fino a 20 anni fa, ossia il baricentro di questo territorio. Grazie.